Guagliù, buongiorno, oggi è il 1 settembre, io ho fatto una bella pulizia del frigorifero e ho tolto tutto quello che tenevi più. Oggi domani voglio un bello casatiello rustico e vi faccio vedere pure a voi. Piate carta e penna e venite a presa a me. Per fare questo casatiello rustico ci vogliono 700 grammi di farina 00, una bustina di purè di patate, 5 uova, un lievito di birra intero, che temperature sono cagnate e ci metto tutto quanto, 400 ml di acqua, poi tenevo una frangatella di puparuoli che avevo fatto in padella e ci buttare in. E poi a sentimento sempre l'olio, che sapete, l'olio si mette con il cuore e si mette a sentimento e voi mettete insieme un pochettino che se ci ho mettito ci ho trovato. La dose esatta dell'olio sono 20 grammi, ma i 20 grammi tengono dall'olio. Mettete 15 grammi di sale, perché dopo ci sono i formaggi e i salumi che ci hanno a miscare. E mo abbiate a miscare tutto questo, tanto bello. Sfrantumate pure i puparoli che stanno a miscare dall'impasto. Quando avete ottenuto una pasta così, guardate, tipo schizzozzelle, ci buttate dentro i formaggi, quelli che tenete e quelli che volete. Io tenevo un po' di scamorza, un po' di provolone, un po' di svizzera, e ho tagliato tutto cosa a pezzettini e l'ho smenato catito. Poi tenevo un po' di prosciutto, un po' di salame, ci ho fatto una tagliata e ci è arrivato sempre catito. E poi ho mischiato sempre tutti i salumi, i formaggi, stanno a incorporare bene all'impasto che state preparando, così. Mo pigliate un bello ruotto di sto qua, lo casatiello, faceteci una bella spruzzata di olio dentro, abbondate un pochettino, se no si azzecca. Mi raccomando pure un po' di zucchiniello qua, vedete? Perché se no la pasta si azzecca vicino a questo zucchiniello qua e poi non potremo scullare. Poi prendete tutto l'impasto che avete preparato, sciacquatemi un po' in mano con l'olio, così, e abbiate a pigliare un pasto e lo buttate così dentro al ruoto. Poi ci fate un giro d'olio sopra, così, e ve lo stendete tutto il resto con le mani, così, guardate. Quando facete una carezza, prima lo mettere a dormire in forno, facete una carezza come si fa con i bambini, che questi cadono nei sentimenti, perciò crescono. Mo lo facciamo riposare un poco, un paio d'ore nel forno spento. Ecco qua ragazzi, dopo circa un'ora e mezza si è raddoppiato di volume, ho acceso il forno a 170 gradi, forno ventilato, per 40 minuti, ogni tanto io te la da sempre un occhio. Eccolo qua, è pronto. Assaggiamo e assaggiamo. Guardate che bellezza, guardate, è ancora bollente e fumante. Me lo faccio raffreddare o intiepidire come preferite e me lo mangio. Ma voi, se tenete anche i friarielli, i mulignani, quello che tenete, quello ci potete impastare dentro. Va bene? Un bel bacio e buona giornata a tutti quanti.